L'area della stazione di Padova, da via Avanzo a nord a via Trieste a sud, da via Gozzi, via Goldoni passando per via Tommaseo a est fino a viale Codalunga e al cavalcavia Borgomagno ad ovest. Ecco tracciato il perimetro della zona rossa di Padova, poche sorprese, un quadrante che è da sempre il più controllato della città. Alla fine anche per Padova è stata individuata la zona rossa. Al termine dell'ultima riunione del COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto Giuseppe Forlenza, dopo aver sentito i vari rappresentanti delle forze dell'ordine, ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione. Spazzate via le polemiche delle settimane precedenti, l'assessore alla sicurezza di Padova ribadisce la piena collaborazione dell'amministrazione comunale e ringrazia il prefetto per aver ascoltato la città. Abbiamo affrontato tutte le problematiche con grande serenità, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della città. È stato valutato che, come nella stragrande maggioranza delle città, forse la zona da attenzionare di più fosse quella della stazione. Così è stato fatto, è una cosa sperimentale. Nelle zone rosse sarà vietata la presenza di persone note alle forze dell'ordine per gravi reati contro la persona, il patrimonio e per lo spaccio che assumono atteggiamenti aggressivi e molesti e pericolosi per la pubblica sicurezza. Rispetto ad oggi poco cambia, spiega Bonavina. Quella zona era già all'interno di una zona prevista per il cosiddetto DASPO urbano, è presente nel nostro regolamento di polizia locale. Il questore, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale fanno già adesso dei servizi molto importanti nel comparto stazione. L'ordinanza del prefetto durerà 60 giorni, poi i risultati verranno analizzati per valutarne l'efficacia del provvedimento ed eventuali ritocchi. L'istituzione della zona rossa è stata benedetta dall'opposizione in Consiglio Comunale, in particolare dalla Lega. Pensiamo che questa sia la conferma di quanto ci sia un serio problema di sicurezza a Padova, per cui continuare a porsi da negazionisti come l'amministrazione ha fatto non fa altro che invece fomentare un problema che andrebbe risolto con maggiore serietà e anche senso di responsabilità. Quindi grazie al prefetto e al questore all'Arma dei Carabinieri perché assumono questo senso di responsabilità con grande concretezza, individuando un'area che da anni continuiamo a denunciare come fonte terreno di scontri. Il prefetto di Padova ha spiegato che lo scopo del provvedimento è quello di innalzare il livello di sicurezza e garantire una maggiore fruibilità della stazione di Padova, che di recente è stata al centro di numerosi episodi di microcriminalità. In quell'area, ha ricordato il prefetto, ci sono già servizi interforze e l'ordinanza vuole solo ottimizzare l'efficacia dei dispositivi di prevenzione. Sulla stessa linea anche il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ricorda che non si tratta di un'azione emergenziale ma di uno strumento che ottimizza altri già esistenti.